Video notturno, se la mancanza di luce è sufficiente, io direi di girare un video dopo diverso tempo, senza rilasciare dichiarazioni, va, diciamo così. Ma scherzi a parte, volevo parlare un po' del mio progetto di cover, di tributi, che ho diversi mesi fa iniziato a proporre tramite singoli di cover. Giorno 18 febbraio pubblicherò il tributo a Faber De André, e questa volta, a differenza degli altri, non in occasione dell'anniversario della scomparsa, il 18 febbraio in occasione dell'anniversario della nascita di Fabrizio De André. Il brano che ho scelto è Il pescatore, rivisitato e interpretato in una chiave personale, ma in questo video vorrei prima di tutto andare a ritroso e parlare anche delle cover precedenti. La lista è piena di brani che pubblicherò in un anno e mezzo. Ovviamente nello stesso tempo continuo a scrivere brani inediti che spero di incidere presto. E niente, vorrei cercare prima di tutto di fare un video breve, perché la premessa è sempre quella. Io ovviamente sono uno che a volte si dilunga troppo. E niente, vorrei fare un giro a ritroso e parlare un po', visto che non ne ho mai parlato, anche dei tributi precedenti, partendo dalla cover, dalla primissima di Lucio Battisti, Il tempo di morire, pubblicata a settembre. Brani che trovate sul mio canale YouTube, trovate tutti i riferimenti, tutti i link per poter gratuitamente ascoltare la mia musica su YouTube, su BandLab, su Bandcamp, su SoundCloud. Queste sono le piattaforme che ho deciso di usare per rendere fruibile il mio materiale musicale. Dicevo, Il tempo di morire di Lucio Battisti, pubblicato a settembre, in occasione del giorno dell'anniversario della scomparsa di Lucio. Un brano con tinte punk, grunge, hard grunge, influenze che si incontrano, cose che si uniscono e creano qualcosa di divertente, di particolare. Poi ad ottobre, con la collaborazione di Silvano Di Carolo, voce e armonica, ho pubblicato Io Vagabondo, famosissimo brano dei Nomadi, una cover dalle sonorità rustiche, va, diciamo così, nello stesso tempo energica e molto sentita da parte mia e da parte di Silvano. Dopo Io Vagabondo, Bella d'estate di Mango, fin qui 2023. Un altro brano da me sentito in maniera particolare, perché Mango lo definisco un padre artistico che mi ha ispirato tanto, mi ha illuminato fin da piccolo, e che ritengo una voce, una poesia, una voce lontana anni luce di un pianeta completamente diverso. Per me dare, diciamo, al brano un'impronta personale è stata una scoperta solo l'idea di provare a interpretare un brano di Mango come Bella d'estate mi ha caricato tanto. Successivamente passiamo al 2024, l'1 gennaio ho pubblicato il tributo a Giorgio Gaber, La libertà, una strimpellata con il fascino dell'imprecisione, delle imperfezioni. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di suonarla, di inciderla con altri musicisti, quindi senza alcuna collaborazione. Mi sarebbe piaciuto tanto, in realtà l'idea era quella, ma alla fine è andata così. Sono comunque contento del risultato. Ci tenevo tanto a cantare, soprattutto cantare La libertà di Giorgio Gaber, che per me è un inno di libertà e di individualità, che è una cosa molto importante. Poi con il suo modo ironico di mettere anche un po' in discussione tante idee, ma non in maniera pesante e critica. Quel modo di mettere in discussione un po' quella che è l'umanità, quelle che sono le nostre contraddizioni, il nostro ego, il nostro voler avere ragione, perché no, è una cosa umana, capita un po' a tutti. C'è chi ci lavora e chi invece è imperterrito fino all'ultimo giorno della sua vita, non riflette su nulla, su quello che può essere il punto di vista di un'altra persona. Il 18 febbraio
pubblicherò il tributo a De André la mezzanotte del 18 febbraio. Poi ci saranno tantissimi altri tributi, ripeto, sarà 1 anno e mezzo di tributi, cosa che mi sta ispirando tantissimo. Stanno nascendo delle idee nuove anche grazie a questi tributi. Sto sperimentando tantissimo e scoprire e mettere in pratica delle cose per me molto interessanti, e sicuramente questa esperienza, questa parte del mio personale percorso, sono sicuro che mi darà tanta ispirazione anche per i brani futuri, per gli inediti che continuo a scrivere. Questa parte del percorso è doverosa per me. Ho davvero tanta voglia di tributare artisti che musicalmente parlando mi hanno coccolato, mi hanno insegnato, mi hanno dato l'opportunità di scoprire, artisti che reputo miracoli della musica, che hanno sempre toccato le mie corde. Questa è una parte del mio percorso altrettanto creativa, sentita. Prima di tutto un doveroso ringraziamento nei confronti di chi mi ha trasmesso la passione attraverso musica e poesia. Fino ad ora ho solo pubblicato tributi senza parlarne. Adesso che la cosa è chiara, che dire, vi auguro tanta musica, tanta voglia di scoprire, e vi consiglio di ascoltare queste simpatiche rivisitazioni, questi simpatici tributi sul mio canale YouTube, su BandLab, su Bandcamp, su SoundCloud. Non si paga, è gratuito, quindi non è una pubblicità la mia, è semplicemente un modo per condividere con voi tutto quello che di bello ho dentro. Fatelo anche voi, condividiamo le cose belle, le cose che ci danno energia, che ci danno tanta forza, tanta voglia di comunicare e di condividere. Tutte le cose che vogliamo condividere, condividiamole. Condividiamo tra di noi tutti le cose belle che abbiamo e che possiamo offrire in maniera incondizionata e sincera. Un bacio, un abbraccio a tutti.